Alcuni sono già partiti per approntare i campi, altri partiranno nelle prossime ore per raggiungere il Piemonte. Gli alpini, che hanno negli occhi e nel cuore ancora le immagini della gloriosa adunata nazionale di Vicenza, sono già pronti per quella di Biella. Siamo pronti, arriveremo a Biella in forze, stimiamo oltre le 1000 presenze per quanto riguarda la nostra sezione, a ranghi compatti e a ranghi completi soprattutto. L'adunata nazionale è il punto cardine di ogni anno per gli alpini, che pure di impegni ne mettono in fila parecchi. La dunata è una cosa particolare fin dalla prima del 1920 sull'Ortigara, che ha visto, radunarsi i primi reduci, diciamo proprio delle battaglie dell'Ortigara tra l'altro, e poi a seguire è un modo di ritrovarsi, sia pur, goliardico, nel senso per ricordare i tempi della Naja, i tempi, quando si è fatto il militare insieme, ma poi unisce anche il sacro, quella alla domenica sfilando davanti al Labaro nazionale decorato di 216 medaglie d'oro, ricordiamolo che non è una cosa da sottovalutare, anzi è la prima, per ribadire il nostro impegno, la nostra presenza, sia pur dopo tanti anni, dopo più di un secolo, noi gli alpini ci sono sempre, fedeli al motto per non dimenticare. Bassano è la città delle penne nere, sia dei vecchi che non perdono occasione per visitare il ponte che porta anche il nome degli alpini, sia dei giovani in armi che ricevono, proprio sulle rive della Brenta, il simbolo più amato e più ambito. La sezione Monte Grappa viene da uno degli eventi più importanti, sta diventando uno degli eventi più importanti, che è la consegna del cappello alpino agli allievi del centro addestramento alpino di Aosta, che vede Bassano una volta all'anno ospitare uno di questi corsi. Perciò noi non abbiamo appena finito una cosa, siamo già pronti per un'altra.